buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova live di Reni Toons. Benvenuti a tutti. Allora, pronti? Sono le ore 11:28 di questo mercoledì 13 novembre 2024. Benvenuti a tutti. Salve Andrea, benvenuto, già il primo collegato in live, grazie di essere qui con me. Allora, siamo in live ovviamente sempre su Facebook, su YouTube, su Twitch, ok? Grazie per chi ci segue su questi tre social, ok? Oggi dobbiamo recuperare un altro Sfogliamo insieme che mi ero lasciato alle spalle. Me ne sono accorto qualche live fa che c'avevo un po' di Japan Magazine di cui non avevo assolutamente fatto lo Sfogliamo insieme, ok? Quindi siamo partiti diciamo dall'ultimo, poi abbiamo fatto, questo è quello che trovate attualmente, questo qua è quello che trovate attualmente in edicola, questo lo trovate anche su Amazon o sul sito di Spray Editori ed era là il numero diciamo 5, quindi 5, 6. E oggi ci andiamo a sfogliare quello che vedete qui al mio lato, cioè al lato dello schermo. Facciamolo diventare piccolo uguale in modo da poterlo mettere qua. Vedete? Japan Magazine, questo è il numero 4. Questa è la prima di copertina, cioè proprio la copertina vera e propria, e questa è la quarta di copertina che ovviamente è come se fosse un indice di ciò che contiene questa bellissima rivista che come abbiamo detto più volte prende spunto dal Japan Magazine originale degli anni 90, ok? Quindi questo numero in copertina ha Cara Dolce Kyoko Maisoni Koku, un altro diciamo capolavoro della Takashi, che diciamo già autore di Ranma o di È quasi magia Johnny, Lamu, Inuyasha, diciamo ha sfornato solo. Salve Guru 2D, benvenuto, la prima volta che ti vedo. Andrea Di Cardo era già collegato, sì, Andrea. Salve Guru, benvenuto, mi fa piacere vederti qui insieme a noi e adesso ci andiamo a fare lo sfogliamo insieme di questa rivista. Qui come vedete ho i numeri vecchi e poi ho qualcosa qui che vedremo adesso durante questa live. Franco, allora ti chiami Franco, ciao Guru 2D, Franco, salve. Allora, andiamo a vedere, ovviamente qui si fanno pubblicità ad altre loro opere, diciamo gli editori di Sprea che stanno facendo uscire tanto materiale dedicato a noi, diciamo, non più diversamente giovani. E quindi Fairy King, feci quel tuo video. Ah, mi sono ricordato. Mulino Bianco Barilla. Quante volte erano? 170, una cosa del genere. È troppo forte quel video. Lo devo ripubblicare pure sul mio canale, così le visualizzazioni contano per entrambi. Se c'è la possibilità di ripubblicarlo, lo ripubblico volentieri, mi fa piacere, mi fa veramente piacere. E quindi qui si fanno pubblicità allo Shoujo Classic, vedete, anni 70-80, questa è un'altra rivista sempre edita da Sprea. E di qua invece c'è il sommario di ciò che contiene questa rivista. Ovviamente c'è scritto sempre che questa rivista esce il 10 di ogni mese pari, quindi partendo da febbraio, ogni mese pari la trovate in edicola, ma a voi poco interessa da quando esce. 172, una cosa del genere, più o meno. Una volta che esce la trovate sia su Amazon sia sul sito di Spray Editori, però la trovate anche in alcune fumetterie che la prendono questa rivista ed anche in alcuni diciamo librerie, in alcune librerie come la libreria Mondadori, per esempio qui a Roma tutte le edizioni Sprea
le trovate dentro la Romanina, il centro commerciale della Romanina. Al primo piano c'è una grandissima libreria, libreria Mondadori, e lì trovate anche gli arretrati di tutte, diciamo, le riviste a sfondo anime e manga della Sprea. Allora, detto questo, andiamo avanti. Abbiamo già visto il sommario, ve l'ho fatto vedere bene, e partiamo. No, va bene, io lo voglio prendere proprio dal tuo canale e ripubblicare quello tuo, perché così le visual valgono per tutti e due. Tanto siamo qui un po' tutti pure per fare qualche visualizzazione. Allora, qui c'è l'abbonamento addirittura combo a Japan Magazine. Japan Time è un'altra fanzine, quindi a Japan Magazine e Anime Cult insieme a solo 62 euro invece di 82, con uno sconto del 25%. Poi c'è il punto, sempre di Alessandro Agnoli, quindi firma l'editoriale anche questa volta Alessandro Agnoli, vedete. Andiamo avanti e qui si parte subito con Dragon Mail, ovvero la posta di Japan Magazine. Dragon Mail, vi ripeto l'indirizzo email a cui dovete scrivere se volete che la vostra lettera venga pubblicata, qualora venga ritenuto opportuno, su questa rivista, ed è dragonmail@japanmagazine.it, ok? Quindi mandate una mail a questo indirizzo e loro, se lo riterranno opportuno, pubblicheranno la vostra lettera. E qui partiamo alla grande, partiamo con Maisoni Goku. In Italia è arrivato come Cara Dolce Kyoko, la storia di Kyoko Otonashi e Godai che vivono diciamo, all'inizio della storia, e per tutto quanto lo svolgersi di questa fantastica storia che diciamo esiste sia in versione anime che in versione manga, sia in versione fumetto che in versione cartone animato, e quindi questo Maisoni Koku, Cara Dolce Kyoko, arrivato in Italia, ebbe un successo abbastanza, un grande successo. Diciamo la verità, in tantissimi abbiamo sognato una storia d'amore come quella tra Yusaku Godai e Kyoko Otonashi. Vabbè, i due protagonisti di Maisoni Koku, manga che manga e poi anime, che ha fatto venire il batticuore anche a tantissimi appassionati, anche in Italia, dove andò in onda nei primissimi anni 90 con il titolo Cara Dolce Kyoko. Ma veramente, qui c'è anche il cane Soishiro, vedete, questo è il cane Soishiro, vedete? Che poi era il primo marito di Kyoko. Accendiamo pure quest'altra luce, così magari mette a fuoco meglio la telecamera, perché le telecamere hanno bisogno di parecchia luce. Quindi qui c'è tutto, diciamo, tutta la storia, le vicissitudini, un articolo enorme dedicato a questo manga, a questo anime che è Cara Dolce Kyoko, ok? Maison Ikoku. Oh, Maison Ikoku Italia, vediamo qua, guardate. Ok, fermiamoci un attimo, perché in Italia arrivò Maison Ikoku e, come sapete, io già all'epoca, stiamo parlando degli anni 90, hanno menzionato anche loro stessi gli anni 90, primissimi anni 90, io ero già un grande collezionista di quello che era il materiale che riguardava sia la musica, quindi vinili, audiocassette e chi più ne ha più ne metta, sia retrocomputing, che poi all'epoca non erano retrocomputing, quindi che avevano a che fare con i computer, quindi Commodore 64, Amiga, quindi dischetti, floppy, chi più ne ha più ne metta. Collezionavo un po' di tutto anche lì, anche periferiche, già avevo iniziato a collezionare e ad utilizzare, anche perché io le collezionavo perché le utilizzavo queste periferiche. E poi anche fumetti, videocassette
e chi più ne ha più ne metta, all'epoca anche CD, video CD, poi soltanto molto più avanti DVD, ok? E allora andiamo a vedere questa torre. Allora, voglio dedicare, quindi questa live durerà qualche minuto di più, non tanti, perché voglio dedicare qualche minuto a vedere tutte le copertine della versione Neverland uscita. Allora, Cara Dolce Kyoko, Maison Koku, uscì originariamente sulla collana Neverland, vedete, novembre 1998, lire 3005, mensile numero 92. Ovviamente c'è l'autrice Rumiko Takahashi e questo è Maison Ikoku, che si leggeva alla giapponese e quindi aveva la stessa identica copertina da tutti e due i lati, ok? E questo è il numero 1, lo sta qua così, Maison Ikoku numero 1, e stanno tutti in ordine, ovviamente. Ah no, questo non lo metterà mai a fuoco perché è troppo sottile. Ok? Quindi questo è il primo volumetto di Cara Dolce Kyoko di Maison Ikoku. E adesso io, cercando di rimetterle bene, la 1 così poi me le ritrovo lo stesso. Ok? Questo è il numero 2. Cioè andiamo a vedere le copertine di tutti quanti questi volumetti. E questi è il manga fumetto originale, la prima versione penso che sia, perché non era mai stato pubblicato in Italia, quindi questa è la prima versione cartacea di Cara Dolce Kyoko in italiano, ovviamente Maison Ikoku. Questo era il numero 2, andiamo avanti, numero 3, guardate che spettacolo, ovviamente uguali le copertine davanti e dietro. Numero 4, un po' natalizio questo numero 4, vedete? Belle anche queste copertine, bellissime, bellissime queste copertine. Numero 5, guardate che spettacolo queste copertine. Maison Ikoku numero 5. Eccoci qui al numero 6. Vedete, non ci vuole tantissimo poi a vedere solo le copertine. A leggerlo è un altro pianeta, quindi leggerlo ci vuole più tempo, per quanto non sono tantissime pagine, sono 120 pagine per ogni volume, ok? Comunque, questi poi si spaginano perché, questo è che cioè guardate, qui c'è scritto 1999, guardate, questo è mensile numero 97 di Neverland, aprile 1999, 3500 lire. Vedete? E quindi cominciano ad avere 20 anni, 25 anni, 26. Andiamo per i 30, questi volumetti. E io ho tutto quanto lì nella libreria, ho tantissima roba. Eh sì. Maison Ikoku numero 7. Eccoci qua, Rumiko Takahashi. Ovviamente, bisogna dirlo, mi sono scordato, però questi qua erano editi da Star Comics. Vediamo un po' se riesco a trovare dentro un qualcosa che parli della Star Comics. Vabbè, qua ci sono... Ah, tra l'altro qui facevano pure la pubblicità di Touch, non ve lo posso aprire bene, ma vedete che c'è scritto Touch e qui ci stanno tutte le informazioni. Vedete, Touch, prendi il mondo e vai, che all'epoca anche Touch, prendi il mondo e vai, fece un enorme successo. Ed era edito sempre da Star Comics. Star Comics, vabbè, così si legge, dai. Star Comics Neverland Maison Ikoku numero 8. Ok? Bellissimi, bellissimi questi volumetti. Andiamo un po' più indietro così mi facilito. Questo è il numero 9. Ovviamente ho la collana completa, Maison Ikoku. Comincia a diventare estivo. Comincia a diventare estivo. Qui ti spiegano come leggerlo alla giapponese.
vedete c'era l'istruzione come leggere un manga, vedete? Neverland col sommario e qua come leggere un manga. Spettacolo, spettacolo. E questo è il numero 9, anche perché il manga è prettamente giapponese, quindi il termine manga identifica una tipologia di fumetti. Noi all'epoca chiamavamo fumetti tutto ciò che era un disegno con un fumetto con scritto quello che il personaggio diceva o pensava, ok? Mentre manga è prettamente qualcosa di giapponese. Numero 10 di Maisoni Kogu, bellissima anche questa copertina, bella bella. E colgo l'occasione di queste live così poi quando faremo questa pure vi farò vedere un qualcosa che riguarda, allora faccio una piccola parentesi, attualmente io mi sto rivedendo su Amazon Prime Video tutta la serie di Kenny Guerriero, quella originale, che tra l'altro io non avevo mai visto, con una risoluzione di 1080p, cioè veramente una risoluzione incredibile, quindi me la sto rivedendo andando a vedere dei particolari che io all'epoca, l'ultima volta che l'ho vista era, mi sembra o DVD RIP o VHS RIP, quella che avevo scaricato, perché io ero abituato a vederla, c'ho registrate tutte le puntate su videocassetta, ok? Poi i DVD non li comprai mai, quelli originali, ma ovviamente amici tra scambio, fai e dici, mi diedero tutta la serie, diciamo, di Hokuto no Ken su un formato, mi sembra che già sia i navi di VX e non era in MPEG 2, quindi già stiamo un po' più avanti, però la qualità e anche la sigla e tutto era quella degli anni 90, non quella rifatta, rieditata e aumentata di risoluzione fino a un 1080p, quindi tutta completamente ricolorata. Veramente devo dire che è stato fatto un lavoro certosino, molto molto fatto bene, colori nitidi, però diciamo secondo me vanno tenute tutte e due le versioni, perché in questa, come ho già detto che mi è successo per Daitan 3 o anche per Capitan Harlock e altri, quando sono stati digitalizzati i colori sono stati resi forse troppo vividi, troppo, diciamo, sono troppo perfetti. Mettiamola così, dal mio punto di vista, questo è un mio pensiero, sono troppo perfetti e quindi si sono perse tutte quelle imperfezioni che c'erano nelle versioni originali, tutte quelle cose che venivano date a matita, quelle ombre strane, lì sono state, ovviamente passando in digitale, l'algoritmo che viene usato poi, una volta settato al meglio, viene lanciato un algoritmo che va ad apportare tutte quelle modifiche, come per esempio levare tutti i peli della pellicola, perché diciamoci la verità, quelli che vedevamo noi, che tra l'altro oltre alla sabbiolina del segnale che non arrivava completamente pulito via antenna a noi, c'erano anche che erano riprese con delle macchine da presa e che se c'era un po' di sabbiolina, di polvere, eccetera, compariva sullo schermo. Quindi diciamo tutti questi difetti con degli algoritmi e dei filtri appositi vengono eliminati, ok? E quindi diciamo si ha una perfezione, per carità, dell'immagine anche su schermi molto grandi, perché io l'ultima volta mi pare che lo vidi su un 14 pollici che nel Guerriero, adesso mi trovo su un 40 pollici, 42, quanti so, adesso è considerato piccolo sto televisore, un 42 pollici, perché adesso partono da 42 pollici per le camerette dei bambini, adesso ci stanno gli 80, 82, 88 pollici, 90, quindi cominciano a diventare grandi e se uno vuole vedere quei filmati lì su televisori troppo grandi sgranano talmente tanto che sembrano tutti fuori fuoco, ok? Quindi per ovviare alla grandezza dei televisori hanno dovuto per forza operare un'operazione di miglioramento dell'immagine e quindi eccolo lì che hanno dovuto rielaborare tutti i colori, tutte le linee, il nero che è veramente nero e non è grigio scurissimo, quindi il nero è nero, quindi è assenza di colore, o meglio, il nero ha tutti i colori dentro,
Ok, comunque vabbè, andiamo avanti con lo sfogliamo insieme, cioè andiamo avanti a vedere questi volumetti di Masonic Goku, siamo arrivati al numero 11, ok? Così, numero 12, andiamo avanti un po' più veloce perché ho fatto una parentesi su Kenny Guerriero e quindi poi ne parleremo più approfonditamente di Hokuto no Ken perché lo sto rivedendo e sono arrivato adesso ho visto una mezz'oretta fa, mi sono visto l'episodio in cui Raul combatte con Toki sconfiggendolo purtroppo, ok? Quindi 14, Masonic Goku 14, Masonic Goku 15. Magari qualcuno si vuole fare qualche screen di tutti questi volumetti che magari gli piacciono e pubblicare magari, perché poi questa live rimane risoluzione 720, è una risoluzione HD perché il mio PC più di questo non va, però cara Dolce Kyoku, il numero 17 direbbero a Napoli. Ok, non direbbero mai il numero esatto, direbbero 17. Questo è il 18. Eccoci qua, Masonic Goku 18, molto bello. 19. Ok. 20. Un'altra estate targata Masonic Goku. La puntata più dura è stata quella della morte di Shu, indimenticabile. L'ho vista ieri. Shu sulla piramide di Sauzer. L'ho vista ieri. Ieri ho visto appunto la battaglia indimenticabile tra Kenny Guerriero e Sauzer, la seconda volta, perché la prima volta Ken è stato battuto da Sauzer perché non conosceva il segreto del suo corpo, il segreto del corpo di Sauzer. E quindi bellissima quella, sì, è mitica, tutti i bambini in fila che avevano costruito la piramide, perché Sauzer aveva utilizzato i bambini per costruire la piramide. Masonic Goku numero 22. Su Cani Guerriero ancora mi ricordo tutto e adesso avendolo rivisto e avendo iniziato proprio dal primo episodio e quindi ho confermato di sapere abbastanza tutto su, diciamo, le prime due stagioni, diciamo così, di Hokuto no Ken. Ok, andiamo avanti. Neverland, cara Dolce Kyoko. Vediamo. Allora, questo ve lo faccio prima vedere così. Masonic Goku. E vediamo in che anno siamo arrivati. Ottobre 2000. Mensile numero 115. Ottobre 2000. Il prezzo sempre 3.500 lire. Poi oh, siamo arrivati al 25esimo. Vedete poi quanto tempo ci voleva per noi un volumetto così al mese e poi prima di sapere come va a finire, noi questo, guardate, non è tanto alto, diciamo in 1 o 2 giorni ce lo leggevamo e bisognava aspettare altri 28 giorni prima di sapere il seguito. Ovviamente in questo caso ci veniva in aiuto l'anime, che tanto bene o male ce l'avevamo registrato su videocassetta, quindi sapevamo poi come andava a finire, però diciamo che leggere il fumetto è qualcosa che completa anche la visione dell'anime. Bisognerebbe fare tutte e due le cose, cioè sia vedere l'anime e sia leggere il manga. Ok? 26esimo numero. E poi mi sa che arriviamo a dei volumetti in cui la storia sull'anime non c'è e c'è solo sul manga.
Questo è il 27, vedete Kyoko e Godai col figlio. E vediamo l'ultimo numero. Ah no, questo è un'altra cosa. Questo è il primo numero di un'altra cosa. Quindi questo è l'ultimo numero, è il 27. Quello è Family Compo, che c'ho anche questa la serie completa, poi questo lo vedremo in un'altra occasione. Questo è il numero 1 di Family Compo, quindi non c'entra niente. L'ho preso per sbaglio perché stavano lì. Allora, vediamo un po' se io questa sì, la posso girare completamente e la metto qua vicino, quest'opera, così. Poi la dovrò rimettere a posto. Questo lo mettiamo qua dietro. Ok, quindi vi ho fatto vedere tutte le copertine di questo manga completo di Cara Dolce Kyoko. Andiamo avanti a sfogliare la rivista Japan Magazine e qui ci sono tutte le scene dell'anime, vedete? E quindi scene al top, incontro fratale, vabbè, fatale, un mondo d'amore e ovviamente bello, bello, bellissima questa rivista. Oh, Sailor Moon, Bianco raggio di luna, dolce portafortuna. E qui si parla un po' di Sailor Moon, tra manga e scienza, sempre parlando di Sailor Moon, tra manga e scienza. Andiamo avanti. Manga versus anime, e quindi qua fumetto versus cartone animato. Quindi sul fumetto c'è qualcosa di più, sul cartone animato c'è qualcosa di meno, però il cartone animato diciamo si vede più facilmente. Si parla sempre di Sailor Moon e adesso arriviamo ad un anime che poi è diventato anche un manga. Io ce l'ho tutti i numeri del manga, per quanto sono tantissimi numeri, poi lo vedremo con calma, tutte le copertine del manga di questo cartone animato che vi sto per far vedere. Questo cartone animato ha avuto diversi remake, ha avuto i seguiti, una marea di OAV, perché diciamo secondo me soprattutto in Italia ma anche fuori dall'Italia. Ciao Willy, buongiorno, buongiorno, stiamo sfogliando insieme il numero dedicato a Cara Dolce Kyoko di Japan Magazine e stavo parlando di un anime e di un manga che in Italia ha avuto un successo strepitoso già quando uscì la prima volta, poi con tutte le riedizioni, diciamo i remake, i seguiti che hanno fatto, questo anime barra manga ha lasciato un segno indelebile nella storia. Guardate di cosa sto parlando. Allora, voi dovete sapere che quando uscì questo cartone animato, questo anime su Italia 1, tutti quanti noi parlavamo spessissimo di calcio grazie alle schedine, grazie alla Serie A, alle figurine Panini, calciatori Panini, grazie a tanto, cioè di calcio se ne parlava tantissimo in tantissime trasmissioni televisive, il calcio quello vero, quello giocato che veniva giocato all'epoca ogni domenica, adesso giocano un po' come caspito gli pare, vabbè, si è perso un po', diciamo al giorno d'oggi c'è ancora il calcio, ci sono ancora le scommesse, ma diciamo quando c'era la schedina dove fa o 12 o 13 per vincere, si giocava solo la domenica, c'erano diciamo tutto il calcio minuto per minuto, c'erano queste radiocronache parziali che si scambiavano i vari telecronisti, la linea per fare la piccolissima radiocronaca di un minuto della propria partita, quella a cui stavano diciamo, dando il commento, ok? Il commento vocale, si sentivano con queste radioline,
le partite, non c'era questo fatto di poterli vedere tramite DAZN, tramite questi servizi di streaming in diretta. E invece Holly e Benji entrò di prepotenza come un anime dedicato al calcio, ma già ce n'erano stati negli anni, a fine anni 70, negli anni 80 ce n'erano stati Gol e tanti altri di anime dedicati al calcio, ma il successo che ebbe questo, perché questo c'erano dei ragazzini che giocavano a calcio addirittura alle elementari, quindi Oliver Hutton, Benji Price, che poi sono Capitan Tsubasa, Genzo Wakabayashi, vabbè, i nomi originali che poi verranno utilizzati al giorno d'oggi sono conosciuti come Genzo Wakabayashi e Capitan Tsubasa, non è più Holly e Benji, ok? Però diciamo che questo ebbe un successo enorme, enorme, enorme. All'epoca veramente tutti quanti a parlare dei vari episodi che venivano trasmessi giornalmente, tutti i giorni da Italia 1 all'interno di Bim Bum Bam, ok? E quindi tutte le varie partite che duravano un'eternità di episodi. Ciao Michele, benvenuto, benvenuto, salve, grazie di essere. Guardate quanto spazio gli dedica Japan Magazine a Capitan Tsubasa, Holly e Benji, come lo volete chiamare, questo anime cult. Ancora altre 2 pagine piene con immagini e informazioni diciamo, su questa storia, che poi è la storia sua di Tsubasa Ozora, di questo Oliver Hutton che vuole diventare un calciatore professionista a tutti i costi. E adesso siamo arrivati al mercatino di Japan Magazine, ovvero la fiera del bambù. Vedete, questo è diciamo quello che una volta era, come già ho detto pure su altri numeri, era pieno di videocassette, scambio, vendo, cerco videocassette dei vari anime, dei vari cartoni animati che uscivano, o addirittura vendo, cerco tutti i volumetti, questi qui, dei vari manga, che ne uscivano tantissimi, non si riuscivano a comprare tutti, magari qualcuno te lo perdevi e allora mettevi il tuo bell'annuncio qui alla fiera del bambù e magari qualcuno ti contattava e vi scambiavate del materiale. Guardate, all'epoca c'era pure Porta Portese, se vogliamo, però poi quello ne parlerò di Porta Portese in separata sede quando parlerò della mia storia. Ok? New Type, la nuova era dei magazine anime. Qua parlo ovviamente di Evangelion. Vedete un'altra rivista. Addirittura col DVD allegato. Ecco qua. Tutto un bell'articolo dedicato a New Type. Bello, bello, veramente bello questa rivista, veramente bella. Qui la pubblicità ad un'altra opera sempre edita da Sprea, Giocattoli robot. Mi pare che anche questo lo trovate ancora su Amazon e sul sito ovviamente di Sprea. E di qua invece vedete inizia il fumetto Love Militia, ok? I proverbi di Giuliano, episodio 4. Vedete? Questo è stato un fumetto che è stato realizzato prendendo i fotogrammi del telefilm e aggiungendoci appunto le frasi, i fumetti all'interno del singolo fotogramma. Spettacolo, ovviamente con un po' di effetti per renderlo il più possibile simile ad un fumetto. In questo caso posso dire fumetto perché non trattasi di manga, non è giapponese, ok? E qui siamo arrivati al centro della rivista, dove c'è un grandissimo doppio poster che si apre, come vi ho detto anche negli altri numeri, di Maison Ikkoku. E qui vedete che dall'altra parte c'è Sailor Moon. Allora guardate, questa ovviamente è Maison Ikkoku, c'è pure Soichiro qua, il cane, e di qua invece si vede ovviamente che c'è Sailor Moon, ok?
questo è tutto, vedete, tutto Maisonic Goku. Questo si apre, staccandolo così, si apre in quattro, sia verso di qua che verso il basso, quindi bisogna aprirlo sia in orizzontale che in verticale e diventa un bel poster grande, a cui siamo abituati perché già negli anni 90 Java Magazine dava in omaggio questi poster. Allora, siamo arrivati a questa pagina qui, sfogliamo insieme, la sfogliamo tutta la rivista, la vediamo bene insieme. Qua continua il fumetto, vedete, tante pagine dedicate a questo fumetto, protagonista la nostra Cristina D'Avena, che in persona ha dato, diciamo, vita a Licia, la protagonista di Kiss Me Licia, il cartone animato, l'anime che arrivò in Italia ed ebbe un grandissimo successo, e diciamo sulla scia di questo grandissimo successo del cartone animato venne deciso dalla Fininvest di, diciamo, sponsorizzare la creazione di questi telefilm. Bellissimo, grandiosa decisione, poi trasmessi ovviamente su Italia 1, ok? E qui cominciamo a parlare dei nomi italiani dei Transformers. Poi ho la guerra dei cosplay. Io vi ricordo sempre che mia figlia piace tanto fare cosplay, quindi vestirsi e impersonare dei personaggi di diversi anime, e domenica prossima saremo sicuramente ai Japan Days presso l'ippodromo delle Capannelle. Guardate quanti cosplayers, guardate, bello bello, questa rivista merita sempre di più di essere acquistata, ok, qui in queste due pagine ogni mese il meglio degli anime che puoi vedere in TV e in streaming. Quindi questo è latte e cartoni, e qui c'è, diciamo, una specie di guida TV per cercare, diciamo, gli anime che uno vuole vedere e dove si possono vedere. Qui riprendiamo il grande Pietro Ubaldi. Ok, quindi questa è tutta un'intervista, guardate, bellissima questa rivista. Poi non c'è bisogno di tante parole, Il 12° viaggio, seconda tappa, Sakai Minato, la città degli yokai. Vabbè, io non so leggere il giapponese, mia figlia sta studiando, come già vi ho detto, sta studiando giapponese, quest'estate ha studiato, diciamo, il giapponese a livello, diciamo, base, poi adesso sta studiando la storia del Giappone, da febbraio inizierà a studiare il livello medio avanzato, quindi diciamo che a mia figlia piace tantissimo sia il Giappone, la storia del Giappone e il giapponese come lingua, quindi io non lo so leggere, non lo so pronunciare, come vedo con qualche parola strana mi impicco, mia figlia invece no. Vedete? Kitaro Food per tutti i gusti. Bella, bella, veramente bella questa rivista. Oh, qua si riprende la Fiera del Bambù, seconda parte. Continuano gli anniversari di molti anime diventati a buon diritto dei cult, per cui preparatevi anche questo mese a una tonnellata di nuovi interessantissimi gadget dal sollevante. Una cosa è certa, diventeremo poveri ma felici. Questo perché tutti i collezionisti come me, cioè alla vista di, soprattutto io adesso lo sto facendo con i vinili, mi sono fermato un po' con tutto il merchandising che riguarda, diciamo, i manga e gli anime, perché sennò qui tra statuine, action figure, facsimile di giocattoli, che tanto giocattoli non sono, ma sono più assimilabili a dei molto ben fatti soprammobili,
uno va fallito. Poi se cominci ad andare a queste fiere che si tengono un po' dappertutto, per esempio qui a Roma c'è Toissimi, dove ci sono una marea di giocattoli anni 70, anni 80, tenuti in maniera maniacale, ma che partono da 100, 150, 200 euro. A quel punto davvero diventi povero ma felice. Per esempio una cosa che costa tantissimo, che a me piacerebbe tanto avere, la Mac Patrol di Aram Benjo di Titan 3, sarebbe la macchinetta, la versione in metallo che io ho avuto negli anni 80. Mi farebbe tanto piacere, perché non so che fine ha fatto, non la trovo più, e quindi... E qua si parla invece di pesca un'altra carta Sakura, ovvero Card Captor Sakura, le avventure magico-sentimentale di una cattura carte. E pesca un'altra carta Sakura, sigla abilmente interpretata dalla regina delle sigle Cristina D'Avena, ok? Pesca un'altra carta Sakura, Card Captor Sakura, bellissimo anche questo anime, e hanno dedicato parecchie pagine, insomma, vedete, bello bello anche questo, anche... Oh, e qui ci sono delle recensioni, vedete, recensioni, brevi recensioni però succose, diciamo così, brevi ma succose recensioni. Ok, non può mancare l'enigmistica, quindi abbiamo le parole crociate e trova le parole. Oh, ci sono due cavalieri dello zodiaco per completare il rebus. Eh. Ah, sempre i cavalieri dello zodiaco, anche qui vedete i due rebus, sempre con i due cavalieri dello zodiaco, tre cavalieri dello zodiaco. Uno è Toro, uno è Ariete e l'altro è Sirio il Dragone. Lupin terzo per quasi 3. Oh, Lupin pure è una serie che tra i Yoavu, le serie, eccetera, non vede mai la fine. Cioè, eppure quello è qualcosa che ha lasciato il segno. Vedete come parlando, sfogliando riviste, vengono in mente degli argomenti, delle cose di cui si potrebbe parlare per tante ore. Perché in quegli anni 70, 80, 90 c'è stata talmente tanta carne che è stata messa al fuoco in questi, e tra l'altro solo nei tre gruppi, io parlo dei tre gruppi di mio interesse, perché se poi ci vogliamo mettere anche altro in mezzo, non si finisce più di parlare di quegli anni, ok? Il segreto di Baldios Robot, Baldios Robot, Baldios l'invincibile, lo seguiremo che ci sarà. E qui ci sono le copertine delle videocassette. Renzi la strega, Renzi una strega, è simpatica e carina, è una bambolina. Questo ve le faccio vedere da lontano. Nausicaa nella Valle del Vento, un'opera d'arte, un'opera d'arte. Nausicaa nella Valle del Vento, bello, bello, bellissimo. Nausicaa nella Valle del Vento. Diciamo è un film, è un anime film, lungometraggio, non mi veniva il termine. Ok, vediamo le ultime pagine dove si fa la pubblicità, anche Retromania, mi pare che lo trovate ancora su Amazon, Retromania, vedete in edicola dal 28 maggio. Poi apriamo qui Holly e Benji. Na 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 na. Holly e Benji, quarta di copertina, al contrario. Quarta di copertina, ok. Oh. E quindi ci siamo tolti anche il numero 4 di Japan Magazine. Abbiamo fatto lo sfogliamo insieme di un numero molto molto bello di questa rivista, che io consiglio di acquistare a tutti quanti. Veramente veramente una bella bellissima rivista, ok.
in chiusura di live io sempre vi ricordo, allora un attimino solo, volevo fare una cosa, ok, allora, dicevo, in chiusura di live io come sempre vi invito a visitare i miei siti. Il mio sito principale è classe74.it, stavo dicendo renatodevita.it, ma è la stessa cosa. Classe74.it, dove troverete tanti prodotti in vendita su Amazon. Poi c'è starwarsstore.it, dedicato alla galassia lontana lontana e a tutto quello che gira intorno, tutto il merchandising che gira intorno a Guerre Stellari e a Star Wars. Poi c'è magliettevintage.it, dove troverete tantissime magliette, vintage anche di gruppi musicali, cartoni animati, magliette dedicate a Linux, per esempio, che è un altro sistema operativo parallelo a Windows e macOS. E poi c'è legolando.it, dedicato ai mattoncini Lego e a tutti i vari set che escono in vendita su Amazon. E poi gli ultimi due, ma non meno importanti, sono renijstore.it, dove troverete tutto ciò che riguarda la musica, ok? Quindi amplificatori, casse attive e passive, giradischi, cuffie, microfoni, quello che vi può servire per la musica. E poi c'è il mondo del vinile.it, dove troverete l'altra mia grande passione, che è quella del vinile, quindi della collezione dei vinili, e quindi vi invito a visitare anche il mondo del vinile.it. Detto questo, sono le ore 12 e 15 minuti di questo mercoledì 13 novembre 2024. Sono le ore 12 e 15, mezzogiorno e un quarto. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata, buon pomeriggio, sono 48 circa i minuti di questa live, quindi non è venuta lunghissima perché pensavo che dovendo far vedere tutte le copertine di quest'opera magari sarebbe venuta un po' più lunga, invece no, ci siamo rientrati, io di solito faccio tre quarti d'ora, un'ora, quindi sono soddisfatto, mi fa piacere se volete mettere un like a questo video quando lo vedrete, mi fa piacere se vi volete iscrivere al canale per farlo crescere, mi fa piacere se lo condividete e se mettete dei commenti nel video. Io li lascio aperti sempre i commenti, ma ne ricevo pochissimi, proprio quasi zero, se non zero. Ti ho scritto su Discord, ok, vado a vedere su Discord volentieri, sul mio Discord. Io ho anche un Discord abbandonato perché non l'ho curato, l'ho lasciato così abbandonato, avevo un server Discord. Comunque ci vado volentieri, non è un problema, ci vado. Accolgo l'occasione per dire c'ho anche Discord. Tra l'altro devo pubblicizzare, diciamo, la mia pagina Linktree, perché ho talmente tanti link da pubblicare, perché io sto su Waveful, TikTok, su Instagram, su Facebook da una cifra, un po' su YouTube ovviamente, su Twitch, sono tutti link che vanno messi su una pagina. Io stavo facendo una mia pagina tramite come se fosse un sito internet, ma non mi piaceva. Esiste Linktree che mi facilita il compito, ho compilato Linktree e lì troverete anche la mia presenza su Telegram con i vari gruppi, canali Telegram, anche perché su Telegram sono molto presente con diversi canali, diverse cose, il principale dei quali lo trovate il link pure in descrizione di questo video, è Amiga Ita, perché io sono stato un grandissimo utente di Amiga, soprattutto del canale IRC Amiga Ita, e ho voluto ricreare questo, diciamo, questo nome Amiga Ita, l'ho voluto ricreare su Telegram, sperando che poi si sono iscritti circa 800 persone che parlano appunto di Commodore, retro computing, a sfondo, diciamo, Amiga, anche se poi non vengono filtrati messaggi che parlano di altre macchine. Quindi se volete vi aspetto anche su Amiga Ita, ok? Grazie mille di essere stati qui con me, buon pranzo a chi va a mangiare adesso, perché è ora di pranzo, mezzogiorno e mezza circa, c'è gente che va a pranzare.
Un saluto a tutti, vi do appuntamento alla prossima live che non so quando sarà, però cercherò di farla nei prossimi giorni perché questa volta dovremo andare a sfogliare insieme Hokuto no Ken, questo qua. E questo sarà una bella live. Sarà una bella live perché io Hokuto no Ken, come ho detto più volte, insieme all'Incantevole Crimi è diciamo uno dei miei due cartoni anime preferiti e quindi diciamo c'è parecchio da dire su questo anime manga. Ok? Grazie a tutti di nuovo. Ci vediamo prossimamente.